invitiamo al tavolo Catherine Rivière, che parlerà anche per Stefania Mantotti e che ci racconterà le esperienze in essere passate presso il laboratorio dei Musei Vaticani, che da lungo tempo opera proprio nel settore del polimaterico. Catherine Rivière ha studiato a Roma conservazione e restauro di dipinti presso l'ISCR e pittura all'Accademia delle Arti. Ha conseguito master in didattica generale e didattica museale all'Università di Roma 3. Nel 2001 è entrata a far parte del gruppo di lavoro, attuale laboratorio di restauro polimaterico, impegnato nella conservazione e restauro delle collezioni etnologiche dei Musei Vaticani, dove ha scoperto proprio le sfide legate alla conservazione dei manufatti extraeuropei e dal 2003 è responsabile del laboratorio, appunto in successione a Stefania Mantotti. Grazie per questa presentazione. Volevo prima ringraziare gli edifici del Museo di Arte Ambientale e tutte le istituzioni che hanno reso possibile questo incontro, e ringrazio anche Stefania Mantotti che ha fatto da ponte tra le nostre istituzioni. Quindi prima di tutto vi vorrei presentare molto brevemente il laboratorio di restauro polimaterico, che esiste dal 2001. È il più giovane dei laboratori, dei 7 laboratori di restauro dei Musei Vaticani, ma è anche l'unico ad essere costituito da restauratrici con diverse specializzazioni. E questa è una caratteristica fondamentale per poter intervenire sulle collezioni etnologiche del Museo Anima Mundi di cui ci occupiamo. Questo museo custodisce circa 80.000 opere di provenienza extraeuropea, quindi parliamo di Asia, Africa, Americhe ed Oceania. Sono opere estremamente diversificate tra di loro, come potete immaginare, costituite da tantissimi materiali e tecniche esecutive molto diverse. La raccolta asiatica comprende anche numerose lacche che provengono dal sud-est asiatico, quindi parliamo, per vedere un piccolo esempio su questa slide, della Cina, del Giappone ovviamente, della Corea, del Vietnam, del Myanmar, che cosa dimentico, l'Indonesia e basta. Quindi mi sembra abbastanza. Quindi come potete vedere sono opere estremamente diversificate per natura, destinazione d'uso, dimensione, tecnica di esecuzione e materiali, e quindi presentano anche un'ampia casistica di tipologie di danno. Nel nostro gruppo di restauro nessuna delle restauratrici aveva seguito un corso specifico alla preparazione per il restauro delle lacche in generale. Quindi per iniziare ad ovviare questa lacuna, l'allora responsabile del laboratorio Stefania Mantotti ha partecipato al corso di cui si è già parlato questa mattina, organizzato da l'ICROM a Tokyo sul restauro proprio della lacca giapponese. Quindi questo corso ha costituito un primo contatto fondamentale per meglio capire la cultura della lacca giapponese, e oltre allo scambio di informazioni storico-scientifiche serve anche una profonda riflessione sulle scelte da compiere per la conservazione della lacca. Questo è stato un primo aspetto molto importante che ci ha portato ad ulteriori approfondimenti. Tra questi approfondimenti segnalo il corso organizzato dal Guggenheim a Cologna sulle tecniche, la storia tecnica e la conservazione delle lacche giapponesi. Quindi questo corso era per la condivisione delle tecniche tradizionali giapponesi, ma anche uno degli obiettivi del corso era creare un ponte, una comunicazione e un confronto tra le metodologie di restauro giapponesi e quelle occidentali, ed era anche quello di promuovere l'utilizzo di materiali e tecniche giapponesi nel restauro delle collezioni occidentali. Un altro workshop al quale abbiamo partecipato è quello che riguarda la diagnostica, quindi organizzato dal Getty Conservation Institute, per una condivisione delle procedure analitiche e una condivisione di queste procedure, quindi le procedure più avanzate. Quello che abbiamo potuto acquisire durante questo workshop, al quale abbiamo partecipato con un chimico del nostro laboratorio di diagnostica per i beni culturali dei Musei Vaticani. Quindi le procedure acquisite sono tuttora in uso nei Musei Vaticani. Quindi oggi vorrei parlare dell'approccio alla conservazione di un manufatto in lacca giapponese.
Si tratta di una statua del Buddha Amida Nyorai ed è del tardo periodo Heian e anche del periodo Edo, è in legno laccato, dorato e dipinto. Disponiamo di pochissime informazioni e documenti d'archivio che forniscano quindi informazioni sull'opera e sulla sua storia. Le prime notizie risalgono al 1925 in occasione dell'esposizione missionaria voluta da Papa XI, dove era esposta su un altare buddista nel padiglione della Società delle Missioni Estere di Parigi. Quindi Amitabha, il Buddha dalla luce infinita, è una delle figure più popolari del mondo buddista giapponese e le pratiche devozionali incentrate su questo Buddha ebbero un grande seguito in Giappone sin dal XI secolo. Si dice che quando un devoto muore, Amida stesso discenda dal gran paradiso occidentale per riportare il fedele nella terra pura. Qui la scultura raffigura il Buddha in posizione stante su un fiore di loto. L'atto della discesa sulla terra è espressa dalla posizione di un piede leggermente avanti rispetto all'altro e le mani sono atteggiate nel gesto tipico di Amida che accoglie gli spiriti dei fedeli defunti, quindi Vitarkamudra o Rai Goin. L'opera è stata studiata dalla curatrice del reparto della raccolta tecnologica, la dottoressa Nadia Fiussello, e dal dottor Tsuda Tetsuei, specialista della scultura buddista giapponese del Tokyo National Research Institute for Cultural Properties. Quindi ambedue attribuiscono alcune caratteristiche stilistiche dell'opera al periodo Heian, quindi soprattutto il corpo centrale con il manto dorato, mentre altri elementi come i due cristalli sulla fronte e sulla capigliatura, il fiore di loto e i piedi, la base e i piedi sono presumibilmente riconducibili al periodo Edo. Quindi le indagini di laboratorio hanno fornito ulteriori elementi per corroborare queste ipotesi. Le indagini aerei hanno permesso di mettere in evidenza la tecnica di assemblaggio del corpo centrale, che è la tecnica Ichiboku Warihagi Zukuri, che era diffusa in Giappone a partire dal XI secolo. Le aree dipinte invece sono state realizzate a tempera. Il verde è a base di arsenico e rame, ed è associabile a un verde di Cile o un verde smeraldo. Il primo è stato creato alla fine del Settecento, mentre il secondo è stato commercializzato in Europa all'inizio del XIX secolo, quindi abbiamo conferma di periodi molto diversi. Per quanto riguarda la doratura è stata realizzata a foglie con delle foglie di piccole dimensioni su lacca nera. Allora, i microprelievi invece effettuati sugli strati superficiali dell'opera testimoniano anch'essi di una storia molto complessa ed articolata che attraverso i secoli le analisi stratigrafiche dei diversi prelievi hanno dato esiti estremamente diversificati sia per il numero degli strati che per la natura dei materiali utilizzati. Qui abbiamo un esempio, un prelievo effettuato sulla mano del Buddha, dove possiamo vedere 11 strati che testimoniano almeno di 3 fasi successive nel tempo e alla luce della caratterizzazione dei materiali coprono un ampio periodo di tempo sicuramente. E c'è anche un fatto abbastanza inusuale che dobbiamo tuttora capire e interpretare, e che sembra che su questo campione ci sia compresenza delle 3 tipologie di lacca, sarebbe urushi, tiziolo e lacidilafole. E questo è un altro esempio, ultimo esempio di un campione che vi faccio vedere oggi. Sulla parte inferiore del manto abbiamo un campione con delle tracce di fibre di carta. Quindi inglobati in una matrice grigia che è costituita da carbonato di calcio, e questa preparazione è presumibilmente riconoscibile a una tipologia di preparazione chiamata Doroji a base di carbonato di calcio di Konoko, che era diffusa nel periodo Edo. Quindi per quanto riguarda lo stato di conservazione, l'opera non presentava instabilità strutturali e le lacune del supporto ligneo erano localizzate sulle mani, dove mancavano alcune porzioni altananti, e sul fiore di loto dove mancavano porzioni o intere foglie. Mancava invece la consueta mandola che correva molto probabilmente lungo il dorso della scultura.
ed era molto evidente l'incollaggio improprio delle mani che erano state invertite, la mano destra a sinistra, la mano sinistra a destra, in un insolito gesto. Purtroppo questa scultura era stata anche oggetto di numerosi interventi precedenti non idonei. Potete vedere su questa immagine X l'applicazione di un chiodo in corrispondenza del piede destro, un chiodo di grandissime dimensioni, e di piccoli chiodi per riassemblare le foglie di loto che erano sicuramente cadute, chiodi che sono anche di applicazione chiaramente industriale, che sono visibili anche a doppio nudo. Erano anche presenti notevoli riparazioni in corrispondenza dei piedi, accompagnate da tracce di adesivo sintetico molto presente. C'erano delle macchie, erano anche presenti molti sollevamenti dello strato di lacca in corrispondenza della base e degli imbrunimenti sul manto dorato e anche numerose alterazioni cromatiche dei piedi tocchi. Poi abrasioni grafiche e deposito coerente ed incoerente. Quindi, forti dell'esperienza con il Bunken, abbiamo cercato di mettere a confronto i rispettivi approcci alla conservazione. I valori culturali che determinano questi approcci differiscono sostanzialmente in Giappone e in Occidente in generale. Quindi, mentre nella cultura occidentale la creatività individuale dell'artista riveste un'importanza primaria e l'intervento di conservazione tende alla preservazione dell'integrità dell'opera originale, in Giappone prevalgono il forte senso di appartenenza ad una comunità e l'importanza delle tradizioni. La lacca, con le sue tecniche secolari elaborate e raffinatissime, viene considerata come espressione di un aspetto dell'identità stessa del paese, e questo principio comporta notevolmente implicazioni nell'approccio alla conservazione. Prima di tutto, i restauratori sono spesso anche maestri laccatori, quindi che hanno una profonda conoscenza sia dei materiali che delle tecniche, gli stessi che utilizzano durante il restauro per preservare l'equilibrio estetico dell'opera e il suo valore storico ed artistico. Quindi il restauro si iscrive nella continuità dell'opera. Per quanto ci riguarda, il criterio fondamentale nella scelta dei materiali di restauro è quello della compatibilità dei materiali con i materiali originali. Cerchiamo di utilizzare in laboratorio il più spesso possibile dei prodotti di origine naturale per un restauro ecocompatibile, e i materiali scelti devono garantire la reversibilità dell'intervento o perlomeno non precludere futuri interventi conservativi. Il principio del minimo intervento è inteso come principio di rispetto dell'opera originale, e lo stesso vale per l'integrazione delle parti mancanti, che devono rispondere alle necessità conservative, estetiche specifiche o di utilizzo dell'opera. Quindi, prima di poter decidere quale metodologia applicare per l'intervento di restauro e per meglio comprendere la tecnica della lacca, sono stati realizzati diversi provini di lacca nera come materiali particolarmente dal Giappone, e rispettando le successioni stratigrafiche il più possibile simili a quanto osservato in corrispondenza del manto dorato. Per la polimerizzazione della lacca i provini sono stati mantenuti con un'umidità tra il 70 e l'80%, e per completare i provini abbiamo chiesto l'assistenza di un nostro collega doratore che si occupa dell'applicazione della foglia d'oro. Quindi, al termine di questa prima fase di prove, che ci ha permesso di valutare le condizioni di utilizzo della lacca urushi come adesivi in fase di restauro, sono emerse due considerazioni. La prima è che l'utilizzo di un prodotto irreversibile con caratteristiche così peculiari come l'urushi richiede, una conferma, un'ottima padronanza tecnica. La seconda è che le condizioni per una buona polimerizzazione della lacca che avevamo a disposizione richiedevano un'umidità relativa molto alta, che in realtà non corrispondeva alle condizioni termoidrometriche del deposito in cui era custodito l'opera, era custodita a 60-62% di umidità relativa, e in questo stesso deposito è stato effettuato il restauro. Quindi questo fattore è stato uno dei fattori per il quale abbiamo deciso di non utilizzare l'urushi per questo restauro. In Giappone la situazione è diversa, c'è l'alta qualità della lacca che è comprata fresca direttamente ai produttori,
che permette di raggiungere un buon livello di polimerizzazione con le condizioni climatiche naturali del Giappone che permettono di avere un'umidità relativa molto alta. Quindi dopo una prima fase di pulitura, non mi soffermo su tutte le fasi dell'intervento, dobbiamo chiudere, sono in chiusura, quindi dopo la prima fase di pulitura meccanica e chimica abbiamo fatto la readesione dei sollevamenti di lacca con una colla a base animale, anche perché nello strato preparatorio non c'era utilizzo di lacca. Per poter fare questa readesione abbiamo utilizzato uno Shimbari, che è un telaio di origine giapponese, che abbiamo fatto realizzare nei nostri laboratori di falegnameria, e l'esistenza di questo telaio è stata scoperta nel 2005 grazie al corso organizzato all'INPROM. Le mani sono state staccate e riposizionate e nonostante l'assenza di alcune falangi abbiamo deciso di non integrare le parti mancanti perché l'ammentare risultava comunque leggibile. Per le sculture, sulla scultura in generale sono stati utilizzati 3 impatti diversi, tutti a base di crucial gin alcol, utilizzati a seconda dell'area e della natura dell'integrazione. Per quel che riguarda l'integrazione della lacca invece abbiamo utilizzato un impasto a base di bolo nero che permette di ottenere una superficie nera e liscia leggermente lucida ma di tonalità più fredda rispetto a quello della lacca, e l'integrazione cromatica è stata fatta con 2 tipologie diverse di polveri dorate utilizzate con la gomma arabica. Per quanto riguarda le riparazioni, alcuni non sono state, il chiodo di grande dimensione non è stato rimosso perché la sua rimozione comprendeva dei danni notevoli all'opera, invece la sua permanenza è stato fatto un confronto, la sua permanenza non comportava danni fisici o chimici importanti. Quindi giunti al termine di questo intervento ci sono molti quesiti che permangono, ma sono le incertezze nate dal confronto con le metodologie tecniche diverse praticate in Giappone si traducono nella consapevolezza della necessità di apertura verso nuove possibili soluzioni. In questo caso rimane anche però fondamentale il messaggio che si decide di veicolare attraverso l'opera. E nel caso del Buddha Vira, il suo percorso articolato e complesso che attraversa i secoli e che rimane tuttora in parte non decifrato ha costituito un altro motivo per il quale ci è sembrato preferibile non adoperare materiali tradizionali giapponesi per non precludere ulteriori approfondimenti diagnostici. Quindi siamo comunque consapevoli che l'intervento conservativo svolto non costituisce che una risposta temporanea, rappresenta anche una ricerca di apertura al dialogo. E con questo slide ho finito. Per chi fosse interessato ad approfondire le varie fasi di questi interventi di restauro, vi rimando a una piccola pubblicazione nel laboratorio polimerico dove potrete scoprire anche altri interventi fatti su delle opere in lacca di altre provenienza. Vi ringrazio.